Benvenuti nella mia cucina! Oggi vi apro la porta di una festa che per me è sempre stata la più bella, perché io sono nata ad aprile, quindi per me la Pasqua è proprio la rinascita, la Pasqua è casa mia, perché non era solo una ricorrenza religiosa, era il giorno in cui la famiglia si riuniva tutta, arrivavano i parenti dal Friuli, dal Lazio e tutti insieme in questa casa cantavamo, giocavamo, la casa era piena di voci, di risate e sapete che cantavamo? E basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare, na nenna a core, una canzone per cantare e vabbè. E che vi devo dire? E poi oggi vi ho portato il librone, guardate, che ho scovato in un armadio dove ci sono tutte le ricette delle mie 7 zie, di mia madre, di mio nonno e qua ci sono delle correzioni fatte anche 20 volte, 30 volte, quindi ogni ricetta provata, strariprovata e così via. E poi arrivava il momento più bello, la tavola lunga, imbandita mia nonna con tutte le tovaglie col merletto, il pizzocantù, le mie zie che parlavano, che ridevano. Ho dei ricordi meravigliosi e naturalmente si mangiava e si mangiava. E proprio quando pensavamo, no, che tutto era finito, vi faccio fare una risata grandissima. Mio nonno Luigi, che era il più anziano, era il capo di questa famiglia, chef, inventore, religioso, che faceva a voce alta a noi bambini diceva: "Portate l'aquila!" E noi, potete immaginare, ridevamo come i matti, perché naturalmente non era l'aquila, era la colomba. E per tutta la vita abbiamo sempre rifatto questa scenetta a fine tavola per ricordare la Pasqua e per ricordare nonno Luigi, al quale io ho dedicato questo libro, Pasqua in tavola, perché sono tutte le ricette dalla Quaresima alla Pasquetta. Io sono Angelica, mi conoscete, e oggi vi presento la Pasqua di nonna Angelica con 4 piatti iconici della mia Pasqua: il casatiello napoletano, la pasta a gratin che permette a tutte le donne di potersi sedere a tavola perché ce la prepariamo prima, l'agnello capretto in fregassea e la grande pastiera. Oggi vi celerò tutti i segreti, tutti i passaggi. Insomma, donne a casa, signore, amiche, nonne, non lo so, chi mi vedrà, chi non mi vedrà, vi darò tutte le ricette con tutte le accortezze. Quando sono in cucina io mi sento una regina, la ricetta dell'amore che cucinerò col cuore. Io cucino insieme a te, tu cucini insieme a me. Le mani in pasta e un po' di fantasia. Cucino e canto e ti tengo compagnia. Il palato è soddisfatto, la passione ancor di più. Non c'è niente di più buono degli gnocchi con ragù. Io cucino insieme a te, tu cucini insieme a me. Oggi prepariamo il casatiello napoletano. Il casatiello napoletano che cos'è? È il pane della festa. Ci sono pani che nutrono il corpo e
poi ci sono invece i pani che raccontano la storia di un popolo, il popolo napoletano. Il casatiello nasce nelle cucine napoletane, quando l'inverno finiva e la Quaresima lasciava spazio alla festa. Le donne impastavano il venerdì santo e il sabato mattina portavano il pane al forno del quartiere e io questo ce l'ho impresso, ancora ricordo tutte le donne con le ceste in testa che venivano a portare i loro casatielli, le loro pastiere, ma quando si apriva lo sportello del forno l'odore arrivava fino alla strada e il profumo della Pasqua era lì, era arrivato. Iniziamo con tutti gli ingredienti. 600 grammi di farina zero, 390 di acqua, 3 grammi di lievito di birra, 100 grammi di sugna, 200 di sale, 60 grammi di pecorino romano, 60 grammi di parmigiano reggiano, pepe nero in abbondanza. Andiamo al ripieno. 250 grammi di salame Napoli, 200 di provolone piccante, 120 di pancetta, 100 grammi di cicoli, 100 grammi di mortadella. Io andavo dal mio salumiere, che era Gigino, e dicevo: Gigi, che ritagli tieni? E lui mi riempiva una busta piena di cose. Anzi, diceva, più stanno insieme tutte queste rimanenze e più il casatiello è buono. Ed era vero. Per la decorazione, 4 uova belle crude messe sul casatiello con l'impasto a croce. Poi vi dico il perché. Oggi vi preparo il casatiello di nonno Luigi, un casatiello sperimentato 1000 volte, che noi a casa facevamo a mano, niente planetario, tutto a mano, tutto energia pura. E intanto vi dico anche qual è il primo segreto. Prendiamo un pezzetto di lievito, ecco qua, e lo dobbiamo sciogliere con l'acqua tiepida. Ecco, guardate come faccio? Con l'acqua tiepida. Eccoci qua. Adesso piano piano versiamo la farina, eccoci qua, e giriamo sempre con le mani. Le nostre mani sono le migliori planetarie del mondo. Eccoci, 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 eccoci. Guardate che spettacolo. Guardate che spettacolo. Continuo a mettere la farina e giro. Per me un casatiello è Napolè. Napolè mille colore, Napoli mille paure, Napoli a voce re creature, che sai chiano chiano e tu sai che non sei sola. Ecco qua. Adesso che l'impasto, diciamo, ha già preso abbastanza forma, che cosa faccio? La sugna. La sugna è la parte più importante del casatiello, guardate. Intanto non la uso tutta, ne metto una metà, perché la sugna è fondamentale per il casatiello. La vado a mettere così dentro, vedete? E me lo vado a lavorare un po'. Anzi, adesso vi faccio vedere una cosa. Lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo. Mettiamo un po' di parmigiano e un po' di pecorino. E vado ad impastare. Tutto in ciotola, senza sporcare niente. Vi faccio vedere solo il momento poi dopo di quando lo metterò sul tagliere. Adesso che cosa faccio? Aggiungo il pepe. Il pepe è una cosa che in tu casatiella ce n'era proprio abbondante, anzi c'è un segreto. Mio nonno sapete che faceva? Lo metteva in pentola, lo faceva riscaldare, tipo, che ne so, un minutino, e poi lo buttava nell'impasto. Io ce l'ho pronto e lo metto qua. Ecco qua. Tanto pepe, tanto, 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 tanto pepe. Ma faccio capisce pure un'altra cosa, ma sapete casatiella a Napoli che significa? Significa pure sino poco una casatiella, sino poco abbonatiella. Ecco qua, l'impasto è pronto. Adesso deve andare il sale. Il sale si mette sempre alla fine nei lievitati perché fa sì che agisce anche il lievito. Ecco qua.
La cucina purtroppo c'ha mai sporchi in mano, non ci sta niente a fare. E adesso io che faccio? Prendo questo impasto e me lo vado a mettere un po' sul tagliere. Eccolo qua. Guardate quanto è bello. E me lo lavoro un pochino, un pochino. Il segreto dei pizzaioli, sapete qual è? Che l'impasto deve essere molto morbido, quasi appiccicoso, perché se no la mollica del casatiello non viene buona. Mentre il trucco dei forni napoletani, dei fornai, è l'idratazione. Ideale è il 65% di acqua. Così la mollica resta soffice, soffice, soffice. Secondo segreto, quando l'impasto è pronto, si lascia lievitare. Preparato questo impasto, adesso deve lievitare. Anche qui ci sono tanti segreti. Io, per esempio, adesso questo qua, come sta, lo vado a mettere nel frigorifero e lo uso domani. Mia nonna invece che faceva? Pigliava questo impasto, ma vi faccio vedere. Lo metteva nella ciotola, copriva con un cannovaccio, i segreti antichi sono sempre i più belli, e diceva: Angelica, valla a mettere sotto lietta dove dormimmo. Nonna, ma un casatiello dove dormiamo? Sì, dimane trovammo un impasto splendido. E così era. Come ben sapete, i tempi televisivi sono quelli che sono, quindi io in realtà ho già preparato il mio impasto, l'ho lasciato lievitare ed voilà, eccolo qua. Guardate che spettacolo, raddoppiato. Ma il profumo, ragazzi, il profumo. Adesso puliamo il banco e vado a stendere l'impasto e ci sono altri 10 segreti che vi devo raccontare. Si stende l'impasto, in realtà si gira 2 volte così nelle mani, guardate, perché più lo girate più si allunga, perché non si stende tanto facilmente, per fare questo bellissimo rettangolo. Eccolo, ecco qua. Io adesso vado un pochino a stenderlo con il mattarello, deve avere 1 centimetro di altezza, non di più. Ecco, abbiamo fatto questo rettangolone. E adesso il vero segreto, sapete qual è? Che io prendo quella sugna che era rimasta e la vado a spargere sopra, a spalmarla, perché il casatiello è proprio una ciumba. Allora a questo punto arriva il momento di tutti gli affettati, che naturalmente io già ho preparato. Eccolo qua, ve lo inquadro bene. Mortadella, salame, pezzetti di formaggio, tutto quello che c'è. Per fare un buon casatiello deve essere ripieno perlomeno al 40%, cioè ci deve essere tanto ripieno. Guardate quanto ripieno ho messo. Adesso vado ad aggiungere il pepe, ma tanto pepe. Adesso affetto le uova sode, ecco qua. Eccoci qua, abbiamo aggiunto anche le uova sode, adesso ancora un po' di parmigiano e un po' di pecorino e adesso arriva il momento clou, dico io. Bagniamoci le mani con la sugna. Quello che vi devo dire è che la sugna va a far venire le mani stupende, morbide, la migliore crema che ci possa essere, e incominciamo dal sotto ad arrotolare come un piccolo serpentone. Guardate, dobbiamo fare in modo che tutto il condimento deve entrare nell'impasto. Avete visto? Sembrava piccolino l'impasto, invece vedete come si è allungato, quanto è bello. Adesso prendiamo una bella teglia, io consiglio sempre queste belle col buco, un po' antiche, sempre andiamo a mettere la sugna e andiamo a sistemare il casatiello.
Che casatiella che vanità. Lo dico ai miei operatori, che sono 3 casatielle pure loro. Guardate, guardate la bellezza, guardate. Ancora un pochino di sugna sull'impasto e adesso vado a mettere le uova. Le uova lo sapete che rappresentano proprio la rinascita. Eccolo qua, un bel ovetto, lo mettiamo qua e facciamo le 3 croci, che è un altro simbolo della Pasqua. E 1, e 1, 2, ecco qua. Ancora. Altro uovo e altre croci. Eccoci. E poi tesoro mio devi andare a lievitare e io ripeto, sono dell'idea che questi impasti più lievitano più sono buoni. Metteteli in frigo e lo infornate tra un giorno, anche un giorno e mezzo. Sicuramente il risultato è ottimo. Allora tesoro della mamma, puoi andare a dormire. Puoi andare a dormire. E veramente chi stai un paese sola. Casatiello. Eccolo qua. Questo è quello lievitato. Ripeto, la lievitazione deve essere sempre molto lenta, perciò io preferisco. Io per fare un casatiello ci metto 3 giorni, perché il primo giorno faccio l'impasto, poi lo metto a lievitare, poi lo rimetto sul banco e poi ci faccio il serpentone e adesso l'ho tenuto nel frigo un'altra mezza giornata. Io aggiungo sempre ancora un pochino di sugna, però ci sono anche delle persone che amano passare il rosso d'uovo. Eccolo qua. A me sinceramente non mi piace tanto perché viene un po' frittatina, però giusto per farvi vedere lo metto anche io e lo vado a stendere sempre con le mie meravigliose mani. Anzi, a questo punto vi do anche un altro trucchetto, va? Vi do il trucchetto che sopra l'uovo vado a mettere un po' di parmigiano. Però la ricetta originale non prevede questa cosa, l'uovo non la prevede. Adesso vi devo dire un altro trucco delle nonne, ma una cosa che veramente sanno in pochi e oggi Angelica me lo svela. Il casatiello va bucato, ma sapete perché? Perché nel momento in cui lo andiamo a bucare si formano delle piccole zone di aria e quindi in forno diventa ancora più alto, più morbido, più sfogliato, ancora più buono. Quindi non vi dimenticate di bucare il vostro casatiello. Passiamo alla cottura. Vi raccomando, 55-60 minuti a 170 gradi in forno statico e se dovesse abbronzarsi un po' troppo, un pezzettino di carta forno umida e il casatiello viene speciale. Vado a infornare. Ecco il mio casatiello. E adesso tutti i segreti su come si conserva. Intanto dovete sapere che quando esce dal forno subito una spennellatella di sugna. E poi vedete che faccio. Adesso lo vado a coprire il mio bambino e lo lascio riposare per 40 minuti, così la mollica diventa morbida, morbida, morbida. Una curiosità, a Napoli si dice che il casatiello è più buono il giorno dopo ed è vero perché tutti i profumi restano nell'impasto. La cucina napoletana ha una magia, trasforma il pane in memoria e quando il casatiello arriva in tavola non stai mangiando solo un pane, stai mangiando la festa. Song francese veng da Parigi, song una chiappa appesa, ve l'ha già di. Pasta gratin, il piatto della Pasqua, del pranzo di Pasqua. Gli ingredienti sono 500 g di ziti tagliati, 300 g di mozzarella fior di latte tagliata a cubetti, 200 g di prosciutto cotto tagliato a dadini, 500 ml di besciamella, 80 g di parmigiano grattugiato, 50 g di pane grattugiato,
40 grammi di burro, noce moscata. Amici miei, adesso prepariamo la pasta gratin. Ma che pasta che è? La pasta francese speciale. La potete preparare anche il giorno prima, così vi potete sedere a tavola tranquilli, sia uomini che donne, dico io. La pasta gratin a Napoli si preparava quando la casa era piena di gente, come la Pasqua. È una pasta bianca, cremosa, con prosciutto cotto e mozzarella e tanta besciamella. Non è la classica pasta al ragù, Questa è la pasta elegante delle case borghesi napoletane. Arrivò nelle cucine dell'Ottocento quando Napoli era una capitale europea e nelle cucine entrarono anche le tecniche francesi con i famosi monceau. Ed è così che la besciamella incontrò la mozzarella e nacque questa meraviglia, io dico questa storia d'amore profonda. La prima cosa che vado a preparare è la besciamella. Quanti segreti ci sono sulla besciamella? Ma io ve ne dico solo uno, il più facile. Il latte deve essere caldo quando lo mettete, in modo che non si formano i grumi. E mettete la noce moscata, perché la noce moscata dà energia alla casa e allontana tutti in negatività. Allora, il primo segreto è quello della pasta. Intanto vedete io che bei ziti che ho, li vado a spezzare e li cucino in acqua bollente come si fa normalmente la pasta, ma la tiro molto molto al dente e poi vedete che cosa faccio. Adesso sposto la mia besciamella e vi faccio vedere la pasta dove l'ho messa. L'ho messa in un canovaccio, guardate quanto è bella, ad asciugare, perché la pasta gratin deve venire asciutta, non può essere una pasta che abbia molta umidità. Quindi vedete la pasta com'è bella asciutta? La pasta al gratin non deve mai essere troppo cotta. Sapete perché? Perché poi finirà nel forno e continuerà a cucinare. Così il gratin rimane cremoso ma non acquoso. Adesso prendo una bella ciotola e vi faccio vedere come preparo la pasta gratin prima di metterla al forno. La prima cosa che vado a fare, prendo metà di questa besciamella, non tutta, Guardate quanto è bella la mia besciamella. E vado a metterla nella teglia. Eccoci qua. Aggiungo un po' di formaggio parmigiano, il burro, eccoci qua, un bel pezzo di burro, e andiamo a mischiare la pasta. Eccoli qua. Vedete com'è bella asciutta la pasta? Questo è il trucco, il più importante di tutta la pasta gratin. Fatto questo, con un cucchiaione vado a girare e faccio assorbire tutta la besciamella alla pasta. Faccio sciogliere anche il burro, aggiungo il prosciutto cotto, a dadini vi raccomando, perché quando va al forno poi quando la mangiamo si deve sentire sotto i denti. Mettiamo la mozzarella, una parte, giriamo ancora, ecco. La pasta deve diventare lucida e cremosa, ma non affogata nella besciamella. Un altro segreto, il secondo, adesso la mozzarella. Vedete la mia? È bella asciutta. La mozzarella va sempre fatta asciugare in una ciotola un po' prima di usarla, perché se è troppo fresca rilascia acqua, invece fatela scolare in uno scolapasta, così vedete che il gratin verrà ottimo. La mozzarella a cubetti quindi è il cuore morbido della nostra pasta, il prosciutto cotto già ve l'ho detto, l'abbiamo messo a dadini perché si deve sentire. Ho mescolato tutto
Guardate, già così è bellissima, ma adesso prendo un'altra ciotolona bella, un'altra teglia da forno, la imburro e vado a versare il tutto e vi faccio vedere la rifinitura finale. Questa è la mia bella teglia. Io preferisco le teglie da forno così dal forno direttamente alla tavola e non avete problemi. Burro, sempre con le mani perché io sono una che va di mano. Dico io sempre. Un altro segreto importante, non mettete mai il pane grattugiato sotto, perché se no viene amaro. Quindi un bel po' di burro sulla teglia. Guardate quanto bel burro. Poi vado ad aggiungere un altro po' di besciamella sotto. Eccolo qua. Eccoci qua. Ci siamo con la besciamella. Appunto. Adesso vado a mettere tutta la pasta. Io mangerei già così questa, vi devo dire la verità. Neanche a mettere al forno per quanto sono golosa di questa pasta. E poi mi ricorda un sacco di cose belle. Questa era la pasta che preparava mia madre sempre, perché mamma è una nobile e quindi lei per tutte le cose un po' francesi, un po' così, era la maestra di questa pasta, anzi è la maestra. Ecco qua, messa in teglia. Che cosa vado a fare adesso? La cosa più importante. Intanto ancora tanta besciamella. Mettiamo sopra besciamella a go-go, a go-go, a go-go. Ah, la 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 la. Chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato campemola, metta coppa a chi voglio. Quindi pasta ricchissima, buonissima. Ma adesso è il momento magico, il momento del gratin. Come si fa il gratin? Pane grattugiato da riempire bene su tutti i lati, formaggio, guardate che spettacolo, perché il formaggio con il pane grattugiato che forma il gratin. Per qualsiasi gratin, sia per le verdure che per la pasta, tutto quello che è gratin si fa con pane grattugiato e formaggio. Eccoci qua. Ancora qualche pezzettino di burro. Voilà. Fiocchetto di burro si dice, E io poiché ce l'ho, ci metto pure un poco di mozzarella. Sui lati, sui lati, sui lati, sui lati. E cari signori, questa è la pasta in gratin. Come avete ben visto è una pasta semplice da preparare. Importante che voi avete tutti gli elementi già pronti. La besciamella, ripeto, la mozzarella fatta scolare in un colapasta, il prosciutto tagliato, il burro, il parmigiano e siete a posto. I passaggi ve li ho fatti vedere tutti, sono pronta per infornare questa meraviglia. Guardate che cos'è, è una meraviglia. Allora, siamo pronti per infornare. Vi voglio dare una dritta sul forno. Il forno non è che si usa così, il forno ha, come ben sapete, delle griglie per le varie cotture. Questa la dovete mettere più bassa possibile e solo gli ultimi 5 minuti la mettete sopra. Accendete il grill e vi viene fuori un gratin che è la fine del mondo, perché viene croccante, viene colorato. Ed ecco la bellissima pasta gratin. Sapete io che dico? E mi piacciono i maccaroni, oui, 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 oui. E mi piace pasta e fasola, oui, 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 oui. Viva Napoli e Parì, oui, 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 oui. Pasta gratin. Il nostro terzo piatto per questo meraviglioso pranzo di Pasqua è l'agnello o il capretto in fricassea.
Oggi vi preparo un piatto che a casa mia segnava davvero l'arrivo della Pasqua, tra urla, litigi, ma si faceva sto capretto in frecassea al limone. Una ricetta antica molto diffusa nelle case napoletane, ma questa in particolare era la ricetta che facevano mio nonno Luigi e mia zia Maddalena. Non potete immaginare che succedeva. Litigati a morte per le uova sbattute, per quello che bisognava mettere, chi doveva mettere prima, chi doveva mettere dopo. Insomma, io invece oggi ve la racconto e ve la faccio vedere con molta semplicità, con tanto amore. Anzi, vi devo dire una cosa, che l'amore vince sempre a tavola. Ingredienti per 6 persone per l'agnello o il capretto in frecassea. 1,5 kg di agnello o capretto a pezzi, possibilmente la spalla, una cipolla, una costa di sedano, una carota, 6 cucchiai di olio extravergine, 3 cucchiai di strutto, un bicchiere di vino bianco secco per la frecassea, 3 uova, 60 g di parmigiano grattugiato, 2 limoni non trattati, un mazzetto di prezzemolo fresco, sale e pepe quanto basta. La prima cosa da fare è preparare bene l'agnello. Eccolo qua, vi faccio vedere l'agnello. I pezzi devono essere regolari, dovete sempre prendere un animale che non sia molto grande. Questo permette alla carne di cuocere in modo uniforme. Se l'agnello ha un po' di grasso non lo dovete togliere perché quel grasso dà il profumo e sapore alla fricassea. La fricassea è un altro momento francese che è entrato nella cucina napoletana e adesso vi spiego perché. Allora, che cosa andiamo a preparare per prima cosa? Intanto vi devo dire che se volete un agnello profumato, saporito, dovete metterlo in acqua e limone la sera prima in frigorifero. Questa è la regola numero 1. Procediamo invece con quello che succede dopo. In una bella casseruola che io già ho preparato, mettiamo olio, lo strutto che è importantissimo, la cipolla, il sedano e la carota, tutto tagliato finemente e lasciamo soffriggere delicatamente perché il soffritto non deve mai bruciare, deve solo diventare trasparente e profumato. Lo facciamo rosolare bene da tutti i lati. Questo passaggio crea il sapore della fricassea. Quando la carne è dorata, aggiungiamo un bel bicchiere di vino bianco. Mi raccomando, il vino deve essere sempre il migliore, perché in cucina poi si sente quando il vino è buono. Lo lasciamo evaporare lentamente e lasciamo cucinare l'agnello anche con un mestolino di brodo. Copriamo la casseruola e aspettiamo e lasciamo cuocere a fuoco dolce. La carne deve diventare tenerissima. La fricassea è una cucina fatta di tempo e di pazienza. Sembra una cosa facile, ma ci vuole, è un po' magica, dico io. Si prepara con una salsa di uova, formaggio e limone. Ora la prepariamo. Questa è la parte più delicata. In una ciotola rompiamo 3 uova. Fricassea, fricassea. Ancora sento le urla di mio nonno e di mia zia. Le vado a sbattere, ecco qua. Aggiungo sicuramente pepe, sale, formaggio grattugiato, pecorino, vi raccomando, e parmigiano. Ecco qua. Però è speciale, la fricassee è veramente qualcosa, poi con l'agnello si sposa proprio bene, dà un sapore. Ecco qua, sbattiamo forte e adesso in queste uova mettiamo un mezzo limone, il succo di un mezzo limone. Ma sti francesi hanno portato tantissima innovazione nella cucina
napoletana. Poi i napoletani, già il fatto che era sta roba era francese, per loro era siamo sempre stati amanti dello straniero, sempre. Eccoci qua. Un bel limone biologico, mi raccomando, lo andiamo a premere. Eccoci qua. Così la frecassè viene profumatissima. Ecco, appoggiamo qui al lato perché poi ci serve la buccia del limone. Eccoci. Mettiamo anche un po' di prezzemolo. In realtà la fricassea si può fare anche sullo spezzatino, però io preferisco sempre sull'agnello perché il sapore è completamente diverso ed è buonissimo. Eccoci qua, un po' di prezzemolino spezzato a mano, io sempre mani, io sono una che vi fa vedere la verità delle cose e questa è la fricassea. Adesso però arriva il momento più difficile, quello dove ci vuole proprio l'ispirazione, dico io, perché prendiamo l'agnello, il capretto con tutta la pentola, adesso la vado a spostare sul tagliere e devo versare quest'uovo che non deve diventare frittata, deve essere solo un velo leggero che avvolge la carne. Che poesia, che poesia. T'ha giù voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me. Questa è la salsa della fricassea, vedete che spettacolo? Guardate, guardate. Il parmigiano aiuta la crema a diventare più ricca e vellutata. Il momento più delicato arriva adesso. Spegniamo il fuoco sotto la pentola, mettiamo la pentola qua sul tagliere. Questo passaggio è fondamentale. La fricassea non deve bollire, perché se bolle l'uovo si straccia e diventa una frittata. Versiamo la salsa nella casseruola e mescoliamo con il sughetto del capretto, così diventa una salsa setosa e cremosa. Guardate l'olietto che ha tirato fuori l'agnello o il capretto rosolando, perché la fricassea adesso si mescolerà con quest'olio e questo grasso e diventerà un matrimonio di quelli che proprio durano una vita, se ci credi. Momento magico, attenzione, attenzione! Guardate cosa vado a fare. Guardate, 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 guardate. Quanti ricordi, ragazzi, quanti ricordi, quanti ricordi. Eccoci. E adesso cosa faccio? Giro piano, 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 piano. Deve essere quasi, vedete? Guardate come viene, guardate come viene. La fricassea è perfetta, guardate, avvolge come un velo la carne. E adesso un gesto antichissimo, la grattata di scorza di limone. Questo trucco era molto usato nelle cucine dell'Ottocento. A scorza di limone, guardate, illumina il piatto e dà ancora un sapore ancora più buono. Un sapore di primavera che è perfetto per la Pasqua. La grande cucina italiana non nasce dalle complicazioni, nasce da 3 cose semplici, ingredienti buoni, pazienza e rispetto delle tradizioni. E quando uova, parmigiano e limone incontrano una carne tenera, buona, nasce la prelibatezza. Questa è la fricassea che si litigavano nonno Luigi e zia Maddalena. E ogni Pasqua tornava sulla nostra tavola, perché certe ricette non sono solo cucina, sono famiglia. E la famiglia, lo sapete, per noi italiani è una delle cose più importanti.
Cari amici, guardate fuori, è notte e io sto per darvi la migliore ricetta della pastiera napoletana. Io la pastiera la faccio solo di notte perché mi devo concentrare, perché la pastiera è una cosa seria. Io inizio a farla il mercoledì santo per infornarla il sabato mattina, perché tutti gli ingredienti hanno bisogno di un certo modo, di una certa energia. Quindi io adesso vi darò la ricetta migliore per quanto riguarda la pastiera napoletana. Monastere Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro. Ma voi mi direte, ma perché stai cantando sta canzone? Perché la pastiera è nata in un monastero. Sentite, ci sono dolci che non sono soltanto dolci, sono memoria e sono preghiera e la pastiera napoletana non nasce in una pasticceria, ma nasce in un convento, nel Settecento, tra le mura silenziose del monastero di San Gregorio Armeno, nel cuore pulsante di Napoli. Le monache la preparavano per la Pasqua e ogni ingrediente raccontava la rinascita della vita. Guardate che poesia, il grano, il simbolo della terra che rinasce, la ricotta, l'abbondanza, le uova, la vita, il fior d'aranci, il profumo del neroli che dopo vi dirò che cos'è. Questa è cucina, ma è anche filosofia. Dosi per una pastiera da 8 persone. Per la frolla, 350 g di farina 00, 150 g di zucchero, 150 g di strutto, un uovo intero e un tuorlo e una bella scorza grattugiata di un limone. Per il grano cremoso, 400 g di grano cotto per pastiera, 250 ml di latte intero, 30 g di burro e la scorza di un limone. Per il ripieno, 350 g di ricotta di pecora, 150 g di ricotta romana, 350 g di zucchero, 4 uova intere, 120 g di canditi misti, arancia e cedro, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino di fior d'arancio oppure delle gocce di neroli, una bustina di vainiglia. Partiamo dalla vera frolla napoletana, che non si fa col burro, ma si fa con lo strutto. Eccolo qua. Le monache lo usavano per rendere la pasta più friabile, più profumata, più autentica. Io l'ho già preparata per motivi di tempo. Importante però, ascoltate i miei consigli. La frolla non deve essere mai maltrattata, non deve essere strezzata, deve essere lavorata delicatamente. Adesso prendiamo il cremoso. Che cos'è il cremoso? Il cremoso è il cuore della pastiera, è il grano che si compra appunto già cotto e si mette in pentola con una scorza di limone, eccola qua, del burro e del latte e va lavorato e va cotto per una ventina di minuti. Perché vi ho detto che la pastiera si fa in 3 giorni? Perché il primo giorno io faccio solo il cremoso, poi me lo metto in frigo e lo faccio stare una notte intera. Adesso però vi do un trucco molto importante. Io non amo il frullatore perché secondo me non va bene per la pastiera, mentre con la mia frusta vado a lavorare un po' il grano che si apre e quindi sicuramente poi creerà con la ricotta il famoso cremoso. Adesso mi sposto con il cremoso al lato del tavolo e iniziamo la preparazione della ricotta. Iniziamo con la preparazione della crema della ricotta. Come vi ho detto, io seguo una ricetta antichissima, quella di mio nonno Luigi e di mia nonna Tettella. Loro che cosa facevano? Prendevano la ricotta di pecora e la setacciavano tutta. Ecco, vi faccio vedere.
Ma non bastava solo il sapore della ricotta di pecora. Prendevano anche la ricotta romana, perché la ricotta romana è un po' più salata e dà alla pastiera un sapore migliore. Quindi fatto questo lavoro andavano a setacciare. Mai frullare, mai frullare. Un'altra cosa importante, anche la ricotta deve essere scolata, quindi deve essere bella asciutta, perché sennò la pastiera viene annacquata. Vado a lavorare, l'ho setacciata e adesso la lavoro un po'. Adesso vado ad aggiungere lo zucchero già pesato, anche la ricotta con lo zucchero. Io la preparo il giovedì santo, quindi il mercoledì ho preparato il cremoso, il giovedì santo faccio la ricotta con lo zucchero e metto anche questo in frigo. E il venerdì metto insieme tutti gli ingredienti, vale a dire il cremoso, la crema di ricotta e restano ancora un'altra notte tutti insieme. Perché la primavera in questi sapori si sviluppa facendo questo matrimonio incredibile tra i canditi, la cannella, le uova, la ricotta, il grano. Ecco qua. Quindi la ricotta con lo zucchero la teniamo per una notte intera in frigo. Aggiungiamo 4 uova. Dopo che la ricotta ha riposato con lo zucchero una notte intera, come avete ben visto, ho messo le uova, ho incorporato le uova. Adesso vado a mettere i canditi, eccoli qua, cedro, mandarino, arancia. Eccoci qua. Vado ad aggiungere il mio piccolo segreto, un pochino di sugna nell'impasto della ricotta, nella preparazione della ricotta, dà un sapore speciale. E vado ancora a girare, 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 girare. Vi ripeto, la pastiera ha bisogno di tempo, ha bisogno di maturare. Guardate com'è bella asciutta questa ricotta, non è per niente acquosa. Adesso aggiungiamo anche un pochino di cannella. Adesso unisco il grano. Guardate, sempre tutto molto asciutto. Vi prego, vi raccomando. Quindi ve lo ripeto ancora un'altra volta. Primo giorno, grano, burro, limone. Facciamo cucinare per 20 minuti, raffreddiamo, frigo e passa una giornata. Poi, giorno dopo, ricotta con lo zucchero, solo ricotta e zucchero. Si lascia in frigorifero ancora per un'altra notte. Terzo giorno si unisce tutto, il grano, la ricotta, i canditi, lo zucchero, un cucchiaio di strutto e io adesso ho il mio segreto personale. Intanto un po' di acqua di fior d'arancio, non tantissima, perché io ho il mio fior d'arancio preferito. Ecco, ho scoperto qual era il segreto vero delle monache, il neroli, le gocce di neroli, che non sono altro che 1000 fior d'aranci in una sola pianta. E naturalmente dove poteva nascere questa pianta se non in Sicilia? Quindi bastano 2 gocce di neroli, non di più, sennò diventa stucchevole. Questo vi darà alla pastiera l'aroma antico, quello che si sentiva proprio dalle pasticcerie napoletane, in questo caso dal convento napoletano o dal monastero di San Gregorio Armeno. Ah, ecco, il profumo è incredibile. E anche questo va a riposare per una notte. Quindi la pastiera in quanti giorni si fa? 3 giorni.
Siccome Manu ciurilla, tu tieni una bucchella, no poco pecurilla, a passo lietella. Il mio segreto, questo è il mio segreto, un pizzichino di sale, ma proprio un poco poco. Ma sapete perché? Perché ho dolce, ho salata. Ecco qua. Adesso lei va a riposare. Prendo la mia bella teglia, questa è una 26, vi raccomando la misura deve essere giusta perché la pasticceria è matematica, deve essere precisa in tutte le dosi, dovete pesare tutto perfettamente e la teglia deve essere giusta per la pastiera. Io uso questa non molto alta perché non mi piace mallopponi i pastieri, mi piace la pastiera giusta e questa è la misura perfetta. Ho rivestito, come ben avete visto, di frolla. Adesso riprendo il mio composto che è riposato e vado a riempire la teglia. Ecco qua. Attenzione qui. E 1 e 2. Ecco qua. E 3. E 4. Guardate come il composto è giusto per questa teglia. Eccoci qua. Che pastiera! Oggi vi ho insegnato la vera tradizione napoletana. Ecco, dose perfetta per la teglia, questo lo mettiamo giù. E adesso il momento delle 7 strisce. Voi lo conoscete il significato? Adesso ve lo racconto. È una storia veramente bella. Secondo alcuni rappresentano i 7 doni dello Spirito Santo. Secondo altri le 7 antiche vie di Napoli. Le 7 strisce vanno messe a rombo, quindi mettiamo le prime 2 e poi sistemiamo i rombi. Ed ecco qua, abbiamo messo le 7 strisce. E adesso andiamo in forno e anche qui ci sono tanti segreti. Il più importante è che la pastiera deve cucinare in un forno statico a 150 gradi perché non deve bruciare, quindi temperatura giusta per 1 ora e mezza e la andiamo a mettere nel ripiano centrale del forno. Il segreto più importante però non è nella ricetta, è nel tempo. La pastiera non si mangia il giorno stesso che l'avete cucinata. Le monache preparavano la pastiera, come vi ho detto, in 3 giorni e poi la servivano la domenica di Pasqua. Ma che cosa succedeva? Che la lasciavano 2 giorni a riposare, perché il vero miracolo è proprio questo, che la pastiera sa da aspettare. La pastiera cotta e tagliata non si può mangiare, ma invece se la lasciamo riposare per 2 giorni, mia nonna la metteva nella credenza e nessuno poteva aprire la credenza. Io però da piccolina andavo vicino col nasino e sentivo il profumo, già avevo l'acquolino in bocca. E poi il giorno di Pasqua si portava in tavola e va bene, ed era una festa. Quando tagli la pastiera non tagli un dolce, tu tagli la storia di Napoli, una storia che è fatta di conventi, di profumi, di primavera. Io ne vorrei assaggiare un pezzetto, però non la voglio aprire per il motivo che vi ho detto prima. Vi auguro solo una felice Pasqua e mi auguro che questo mio pranzo di Pasqua vi sia piaciuto. Ho iniziato da stamattina, ho finito stasera con la mia bella pastiera, perché ripeto, la pastiera io la faccio di notte, perché devo avere la mia musica e la mia atmosfera, perché non è una cosa niente la pastiera è una specialità, tutta napoletana. Auguri! Quando sono in cucina io mi sento una regina, la ricetta dell'amore che cucinerò col cuore. E cucino insieme a te, tu cucini insieme a me, le mani in pasta e un po' di fantasia. Cucino e canto e ti tengo compagnia, il palato è soddisfatto, la passione ancor di più.